Un mare di salute. Crema alla panna con note di cioccolato, miele, yogurt ai frutti tropicali e caramello. La vicinanza alla spiaggia non deve però confondere. Queste prelibatezze non sono gli ingredienti con cui farcire un cono gelato, ma i più moderni ritrovati della ricerca per la cura e il benessere della pelle dei bambini. A farne uso, durante apposite sedute di massaggio, è la nuova spa di Bibbione Terme, che ha realizzato una linea junior di prodotti interamente dedicati a detergere, idratare, proteggere e lenire la pelle dei più piccoli. Questi dolci trattamenti, da sperimentare sempre in compagnia di mamma o papà, vanno così a completare la ricca offerta della struttura termale che sorge a Bibbione, località balneare del Veneziano, da sempre sinonimo di vacanza e divertimento. La nostra struttura è nata nel 1996, quindi siamo al 17° anno di attività. È una struttura termale che sfrutta le proprietà terapeutiche dell'acqua che sgorga a 52 gradi alle spalle di Bibbione, a circa 5 km di distanza da Bibbione. È un'acqua che ha avuto 2 riconoscimenti ministeriali, uno per le cure inalatorie e uno per la fangobalneoterapia. La peculiarità di Bibbione è che fra l'altro lo stabilimento ha una location bellissima perché è proprio fronte mare, quindi ha una visione del mare, della spiaggia eccetera, quindi anche questo ha la sua importanza. La peculiarità di Bibbione Terme è quella di poter coniugare il periodo della vacanza con la cura della propria salute, del proprio benessere. Quindi diciamo durante le vacanze si approfitta, si ha il tempo libero per curare la propria persona. L'acqua termale di Bibbione è un'acqua ipertermale medio minerale, classificata come alcalino bicarbonato sodica fluorata, di riconosciute proprietà terapeutiche. La generosità della sorgente consente di alimentare le grandi piscine termali a 32 gradi, che offrono la forma più immediata di balneoterapia. L'attività nostra, chiaramente andando incontro alle richieste del mercato, si divide in 2 grandi settori: un settore terapeutico propriamente detto, dove vengono praticate tutte le cure termali, che dopo magari il direttore sanitario spiegherà meglio di me, e un settore invece più dedicato al benessere. A livello terapeutico, l'acqua viene utilizzata prevalentemente per le cure inalatorie quali sono gli aerosol, le irrigazioni nasali, le nebulizzazioni e le docce nasali micronizzate, ma vengono eseguite anche insufflazioni endotimpaniche, efficaci nei soggetti che soffrono di sordità rinogena. Le inalazioni consistono nell'erogazione di vapore caldo umido a 38 gradi centigradi a una distanza di 40 cm circa, e le inalazioni servono per tutti i tipi di patologie, dalle riniti alla tracheobronchiti, cioè tutto l'albero respiratorio. Tramite questa terapia si ha un'umidificazione delle mucose che poi recepiscono in maniera migliore gli altri tipi di terapie inalatorie. Rilevante è anche l'apporto curativo della fangoterapia per il trattamento delle malattie dell'apparato locomotore e in particolare dei reumatismi extraarticolari, delle cervicalgie e delle lombalgie di origine reumatica, dell'osteoartrosi e di altre forme degenerative. Il fango è una commistione di quest'acqua che sgorga qui vicino al terzo bacino con sostanze inorganiche, cioè l'argilla, che è costituita da ioni di silice, calcio, alluminio, magnesio, e che è costituita da granuli finissimi che hanno un alto potere idrofilo, cioè di acquisire grandi quantitativi di acqua e di potersi unire alle altre sostanze organiche derivati da residui vegetali e da alghe, che sono costituite da protidi, glicidi e soprattutto lipidi. Altro reparto d'eccellenza delle terme di Bibbione è senza dubbio la fisiochinesiterapia, dove si trattano patologie articolari, post-chirurgiche, neurologiche e pediatriche, combinando le cure termali, la terapia fisica e l'idrochinesi, comprovata riduzione dei tempi di recupero. Sappiamo tutti che quando un corpo va in acqua subisce una spinta dal basso in alto equivalente al suo peso corporeo, cioè in pratica i movimenti che quel paziente può eseguire in piscina sono al top, al massimo, e quindi con l'ausilio
di fisioterapisti laureati che individualizzano per ogni singolo caso dei movimenti riabilitativi specifici, noi possiamo eseguire questa terapia. Tutti i trattamenti sono somministrati da personale altamente qualificato. Chiaramente i nostri dipendenti hanno tutti delle professionalità o hanno il diploma di operatore di assistenza termale che viene conseguito con 1000 ore di formazione che hanno fatto negli anni con dei corsi organizzati dalla Regione Veneto, o abbiamo personale che ha la laurea di fisioterapia o infermieri professionali, quindi è tutto personale specializzato. Grazie alla vicinanza con la spiaggia, cura termale e riabilitativa, elioterapia e climatoterapia si fondono dunque in un perfetto equilibrio durante l'estate, ma la struttura eroga i suoi servizi ben oltre la bella stagione. Il reparto cure apre i battenti ai primi tepori d'aprile e chiude alla fine di novembre. La spa, invece, è aperta tutto l'anno.